Nonostante la linea di partito, in molti tra le fila del PD e di Articolo 1 hanno deciso di schierarsi per l'astensione. Ne hanno parlato presso la Sala Palladin Alessandro Naccarato, Vanessa Camani, Enrico Boaretto, Margherita Miotto, Ivana Togo e Giovanni Tonella. E quindi ci è sembrato giusto far conoscere, diciamo così, l'altra faccia della medaglia, come è possibile raggiungere l'autonomia seguendo il modo preciso del dettato costituzionale. Si apre una discussione, si capisce come si può pagare questa con l'autonomia, che è una cosa da cui si è partiti in molte zone dell'Europa, poi diciamo così questa autonomia evolve in qualcosa di diverso, finché non si inizia a teorizzare la piena indipendenza, addirittura la separazione e la secessione dagli stati nazionali. Con l'aggravante che nel caso italiano queste cose le sappiamo da prima, perché il movimento politico che promuove i referendum in Veneto e Lombardia ha la secessione e non l'autonomia nel suo programma dall'inizio. Il termine Padania dovrebbe dire qualcosa agli attenti, diciamo così, alle persone che seguono con attenzione le vicende della politica italiana. Quindi io trovo anche un po', diciamo così, incredibile la superficialità e la sottovalutazione con cui molti osservatori diciamo così, non colgono questi aspetti di pericolo e di rischio. Magari lo si coglie quando ci sono episodi particolarmente coerenti o particolarmente negativi, poi però tutto torna, diciamo così, nel silenzio quotidiano, non ci si rende conto che invece la direzione che alcuni vogliono dare a questo tipo di vicenda è di tipo completamente diverso da quello che si dice. Poi c'è una cosa da vicenda, cioè l'idea che una regione utilizzi soldi pubblici, cioè di tutti i cittadini, per fare propaganda politica, e sono molti di più di quelli che hanno annunciato all'inizio, come credo tutti stiate osservando. Il fatto che in ogni foglio di carta intestata della regione Veneto sia stata aggiunta la dicitura anche sul concetto di democrazia che hanno questi simboli. E infine, l'altro esempio recente che secondo me aiuta a capire quali sono i rischi quando si toccano materie di questo tipo, è stata la vicenda che come sapete ha introdotto l'obbligatorietà per le fasce scolari di età di alcune vaccinazioni. L'aver cercato di, diciamo così, contrastare questa decisione, anche mettendo a rischio la salute delle persone, quindi la sicurezza delle persone, la dice lunga su qual è l'atteggiamento e sui rischi che ci possono essere senza arrivare anche alla secessione. Pensate a un paese che ha 20 sanità diverse e quindi 20 tipi diversi di sistema vaccinale. Questo vanifica la prevenzione sanitaria e quindi i vaccini. Significa che dovremmo tornare a fare le vaccinazioni come quando qualcuno oggi va in alcuni paesi dell'Africa del Nord, nelle zone tropicali, dovremmo porci lo stesso problema se uno va in altre zone o in altre regioni del paese. Il tutto, diciamo così, in barba a qualsiasi valutazione di tipo scientifico, di buon senso. Quindi è anche un gioco estremamente scorretto dal punto di vista dei contenuti. E in vista del 22 ottobre